Dai che piove! Rapitori! Secondo me sono fuori portata. Dai che si stringe il vestito! Diventa nero. È già una minigonna! Andiamo, senti lei. Sì. Adesso devono fare, si sbrigassero. C'è traffico, bambino, c'è traffico. Telefono. Ah, sì. Alessandro c'è dato. Alessandro parla un po' a noi. Dove l'ho portato? Ne vuole un altro? Ne vuole un altro? Quello ve lo lascia. C'era la seconda sposa, ci vuole anche il secondo sposo. Te parli a te che sono bagnato. A poco, eh? Ah, 500! Abar. Ragazzi, o vi sbrigate o salta, perché sennò qua. Dove sono andati i cazzi? Secondo me sono schiantati giù. Sono di lui? No! C'è un sostituto per la Betty? Portate la Betty all'interno. Max, fai il sostituto! E qui davanti, vi ascolta! Fai che bobba. Dov'è la macchina? Qui sono. A 3 condizioni si bagna. Chiara, ti bagni, vieni sotto. Ti bagni. Allora Caimano, ascolta, devi ripetere più piano e parla più lontano dalla radio. Apri l'ombrello. Aspetta, vai. Antonella, finché non si sposta la macchina. Dai, procedi! Brava. Oh, se no ti bagni qui. Tieni. Quello lascia l'appoggiato lì adesso. Lo prendi dopo. Se vuoi vedere il lupo? Aspetta un attimo che ci riflette. Non ha No, capito. devi lasciare un libro la domenica per le giocate. Vabbè. Ok, accetta. Accetta. Sì. L'altra. L'ultima? L'ultima! Non lo so neanche loro. Tutti i venerdì al pepe nero. Quindi ti lasciamo sempre libero. Dì, se ne è dato un altro, dici di sì. Portatelo! Rilasciate lo stato. Riportatelo. Rilasciate lo stato. Riportatelo. Ripeti. Prego. Qual è il problema? Non vuole più tornare, dicono. Non vuole più tornare, ma è nato. Tuo marito sotto la pioggia. Ah, questi qui non sappiamo che sono uno stato straniero. Sicuramente non sono italiani, non so. Però sono di Mondaino, che penso. Che dice? Ma perché mi stava venendo dentro la bocca? Secondo me sei le batterie scariche, come quelle tue. No, ai piedi qua, troppo vicino, dopo slate. Non si è capito, ripeti. Sì, dai, fate come volete, basta che ritornate, perché non freddo del Signore. Schiarisce però è freddo. Non piove, però è freddo. Dai, che poverina. Un po' d'umidità, rugiada. Hanno perso lo sposo nella nebbia. Hanno perso la sposa, non la nebbia. Pazienza. Tesoro, stai dando un puffo. Digli che noi intanto andiamo a mangiare, dopo.
Ora te vai a prendere la macchina, ti aspetto qui. Allora noi intanto andiamo a mangiare, lo sport viene con noi, poi fate voi. Va bene, vado. Dai, che piove, freddo, ci bagniamo. Vengo oltre qua.